Siamo con Maurizio Masone, responsabile del centro Pasolini. Allora, un centro Pasolini che dopo la pausa del Covid-19 riparte con quali ambizioni e con quali programmi? Intanto noi riprenderemo questa settimana estiva facendo un forum estivo sempre su Facebook Live, dopo anche il successo della prima edizione fatta il mese passato. Affronteremo questa volta il tema di Agrigento, nel senso che credo che stiamo vivendo il momento giusto per affrontare il tema di questa città dal punto di vista diverso, che possa essere urbanistico, ambientale, anche perché è giusto che in questa città si apra un minimo di dibattito, perché continuano solo sui social qualche riflessione senza che si entri nel merito di questa battaglia. E poi ci prepariamo, se tutto va bene, non ci sono altre restrizioni nel prossimo futuro, a prepararci per i nostri 40 anni, e sarà un'attività che ci occuperà per tutto a cavallo tra la fine di quest'anno e parte del 2021, sempre tenendo conto delle possibilità delle risorse che si potranno recuperare. Cerchiamo anche qualche sponsor che ci potrà aiutare per poter raggiungere questi obiettivi. Si voterà il 4 e 5 ottobre ad Agrigento, si voterà un centrodestra molto presente nel tessuto sociale agrigentino, dove manca, da quello che vediamo, una proposta politica alternativa di un centrosinistra quasi assente. Ecco, lei che è stato un esponente anche dei ruoli ministeriali del PD, come vede questo posizionamento della sinistra assente? Ma guardi, la sinistra intanto sta vivendo in Sicilia in generale, dopo l'esperienza del governo Crocetta, una crisi profondissima. Questo non significa però che in questi mesi si sarebbe potuto lavorare per ricostruire. È faticoso ricostruire la sinistra e il centro-sinistra nei nostri territori e anche in provincia di Agrigento. Ci vuole fatica, dedizione, abnegazione, umiltà, cosa che non vedo in molti di questi protagonisti in questo momento nella nostra realtà. E il prossimo voto amministrativo diventa un voto fondamentale. La sinistra esiste comunque nella società, a prescindere dalla sua organizzazione, per questo va organizzato. Il voto esiste, c'è una necessità profonda, e devo dire anche che in questo momento, specialmente nella città di Agrigento, il centrodestra sta sviluppando iniziative, candidati. Io cosa dico? Questa è una città che ha la necessità di ricostruire l'essenza stessa della partecipazione alla vita pubblica. Il centro-sinistra esce dall'esperienza con Filetto, ognuno ne dà un'interpretazione diversa con tutte le carenze che ci sono state. Io immagino che ci siano ancora i margini, perché in questa città ci possa essere un momento dove tutte le forze, tutte le intelligenze, tutte le professioni legate a dei valori di solidarietà, io credo che possano riunirsi e dare un sostegno fattivo senza che si aiuti il centrodestra a riconquistare la città di Agrigento. Noi dobbiamo pensare che prima di tutto al futuro della città, che è legato a un obiettivo che si è originariamente costruito nel 2015. Io ricordo che nel 2015 con la candidatura Filetto si era trovato anche dentro il Partito Democratico l'unità. Quella lista fu una lista unitaria. Quindi perché non ricreare ad esempio un'idea di una lista per Agrigento, capace di mettere assieme tutte le forze riformiste, laiche, socialiste, cattoliche? Noi questa esperienza l'abbiamo fatta, è stato sempre un successo, perché gli agrigentini ne hanno riconosciuto serietà, competenza e servizio per la città. Io credo che ci siano ancora le condizioni, e penso quindi che chi ne ha le responsabilità pensi di mettere in campo anche una prospettiva, un'opportunità come questa.